credo che siano oggettivamente buttate un po' premature, insomma, mancano 2 anni. Abbiamo tanto lavoro da fare sia in Commissione e, come dice giustamente il nostro Governatore, anche in Regione, e quindi adesso concentriamoci sul tanto lavoro che c'è da fare e poi dopo parliamo a tempo debito. Commenta così Luca De Carlo l'indiscrezione che lo vede indicato da Giorgia Meloni come candidato alla presidenza della Regione Veneto per il 2025, nel caso non dovesse passare la proposta di legge della Lega sul terzo mandato per i governatori. Per Zaia sarebbe tra l'altro il quarto, visto che la legge regionale veneta di attuazione è entrata in vigore nel 2015. Mentre il caso Sardegna infiamma il clima nel centrodestra, il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia vede come prematura la discussione sul Veneto. Oggi invece trova un po' di spazio all'interno di una discussione tra alleati, soprattutto magari su qualche ancora frizione che c'è in qualche regione, la Sardegna, per cui nel calderone poi finiscono altri ragionamenti che insomma credo siano alquanto prematuri. Altra questione scottante è quella della riforma dell'autonomia differenziata che martedì approderà in aula, un tema non proprio nelle corde dei meloniani ma sicuramente in quello dei veneti. È un percorso lungo, è un percorso che prevede tanti passaggi ed è un percorso che grazie a Dio fa in modo, e questo va riconosciuto al ministro Calderoli, che anche i parlamentari, tutti, di qualsiasi estrazione, di qualsiasi gruppo politico, possano partecipare a questo processo di riforma dello Stato, che è un processo di riforma dello Stato importante, che i veneti sentono particolarmente, ma che non deve essere visto come un qualcosa contro le regioni del Sud, ma deve essere un qualcosa che mette anche le regioni del Sud nelle condizioni di migliorare la propria situazione. Ed è per questo, con questo spirito che la Meloni approccia anche il discorso sull'autonomia.